Cari telespettatori, ben ritrovati nello spazio informativo dello SPI-CGIL del Veneto e riprendiamo la stagione con temi di grande urgenza, grande importanza che devono toccare la sensibilità di tutti, quindi non solo delle persone coinvolte, stiamo parlando di pensionati, persone anziane, ma anche delle famiglie. E il nostro ospite per parlare del gioco d'azzardo patologico, e adesso capirete perché vogliamo sviluppare questo tema, siamo collegati con Massimo Cestaro, ben ritrovato, segretario SPI-CGIL del Veneto, grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti. Allora, e ci troviamo insieme perché poi faremo anche un approfondimento a seguito anche di alcuni dati che verranno pubblicati, però voi avete deciso di puntare l'attenzione su questa che è una piaga sociale con risvolti economici e non solo, molto importante, e avete organizzato anche in collaborazione con l'Auser un momento di confronto e di incontro, se non ero aperto alla cittadinanza, che si svolgerà venerdì 29 settembre, giusto? Verso sera, insomma dalle 16 alle 19, giusto? Più o meno. Sì. Alla Fornace Carotta. Quindi vediamo, ecco qua vediamo Game Over, questa è la locandina dell'evento, gli interventi che ci saranno e i temi che verranno sviluppati. Ci racconti di che cosa si tratta, segretario? Allora, è da parecchi anni che il sindacato dei pensionati, assieme all'Auser, ma anche assieme ad altre associazioni, hanno costituito questo rassemblement di associazioni che si chiama Mettiamoci in Gioco. Tentiamo di affrontare il tema del gioco d'azzardo patologico. Dico subito un paio di dati, così si capisce la dimensione del fenomeno. Nel 2021 la raccolta, cioè i soldi spesi per gioco d'azzardo, sono stati in Italia 111 miliardi e abbiamo un dato di stima diciamo di quest'anno, del 2023, che dovrebbe attestarsi attorno ai 130 miliardi di quattrini che vengono spesi per il gioco d'azzardo. I numeri dicono che l'interesse a mantenerlo vivo e acceso da parte, non c'è tutto, giusto? Le cifre. Sì, nel senso che sono cifre stratosferiche che ti danno l'idea che non c'è solamente appunto virgolette la vecchietta che si gioca due spicci all'otto. C'è una macchina infernale che determina molto spesso delle situazioni drammatiche di persone spesso sole che pensano di risolvere alcuni loro problemi anche esistenziali attraverso il gioco d'azzardo. Guardate che esatto, qui vediamo appunto la prima slide, che io lo sottolineo perché così anche chi ci ascolta da casa, voi che ci ascoltate da casa, possiate focalizzare alcuni punti. Non c'è da vergognarsi. Assolutamente no, infatti questo è uno dei punti diciamo rilevanti della nostra iniziativa, cioè dire alle persone che hanno questa condizione patologica che possono rivolgersi, poi lo vediamo alla fine, a una serie di punti distribuiti in tutto il territorio veneto di assistenza. Perché? Perché proprio l'elemento della solitudine, guardate che interessa sicuramente tanti anziani, ma anche tantissimi giovani, cioè non è un fenomeno che riguarda solamente alcuni anziani, riguarda la popolazione in generale. E la cosa significativa, che è bene sottolineare, è che proprio durante la pandemia è esploso il gioco d'azzardo online. Noi sappiamo tutti che durante la pandemia abbiamo utilizzato molto di più le nuove piattaforme. Abbiamo usato internet per i collegamenti, per parlare con i parenti, per la didattica, quindi tutti noi abbiamo utilizzato molto di più internet. Questo maggior utilizzo di internet ha riguardato anche il gioco d'azzardo.
si considera che, si valuta, ripeto, sono dati di stima, che il gioco d'azzardo, diciamo, nell'anno e mezzo di pandemia sia cresciuto del 50-60%. Addirittura. Abbiamo un dato veneto, per esempio, che è sempre il dato di stima, diciamo parlando 2021-2022, il gioco d'azzardo prevedeva una raccolta di 3 miliardi e mezzo. Se ci mettiamo sopra un aumento del 60% che c'è stato durante la pandemia, arriviamo quasi a 10 miliardi spesi solamente in Veneto per il gioco d'azzardo, con una esplosione appunto del 50-60% durante il periodo della Ecco, voi qui nell'immagine che stiamo vedendo, che schematizza quanto lei sta dicendo, distinguete tra gioco fisico e gioco a distanza, premesso che per gioco d'azzardo si intende slot, gratta e vinci, lotto, superenalotto, scommesse, giochi casino, giochi online, ma il gioco fisico cosa vuol dire rispetto a quello a distanza? Il gioco fisico è quello che, diciamo, uno va in tabaccheria e si prende, diciamo, gratta e vinci, questa roba lì. Mentre il gioco a distanza è quello fatto attraverso internet, quindi sono scommesse che vengono fatte, cioè tutta quanta quell'attività di scommesse fatte attraverso internet, che appunto hanno avuto una esplosione durante la pandemia. Allora, e guardate che questa condizione è incrementata non solamente dalla pandemia, anche questo è un elemento che insomma è bene tenere presente, ma anche dalla situazione di crisi generale del Paese. Vedete, quando noi diciamo che in Italia gli stipendi sono bassi, che c'è un lavoro povero, cioè che tantissimi giovani, pur lavorando, giovani e anche meno giovani, pur lavorando sono poveri, perché le retribuzioni sono basse, in alcune fasce di popolazione nelle quali, diciamo, questo elemento rappresenta una maggior criticità, cioè dove è più forte o la povertà o il senso o l'idea di poter diventare poveri, lì si ricorre al gioco d'azzardo. Il gioco d'azzardo è nella testa delle persone, può essere l'elemento che ti cambia la vita. Intendiamoci, in alcuni casi può anche essere, nel senso che noi sentiamo ogni tanto queste vincite milionarie al Superenalotto, ma quando ce ne sta uno che fa una vincita così importante, ce ne stanno migliaia o milioni che rischiano di peggiorare drammaticamente la loro esistenza. Tra l'altro con alcune conseguenze gravi, nel senso che persone che diciamo ricorrono a prestiti, e poi sappiamo che ci sono i prestiti legittimi e i prestiti illegittimi, e quindi abbiamo una fascia di persone che finisce nelle mani della criminalità organizzata. In alcuni casi si compromette la condizione della famiglia, e quindi si creano situazioni di tensione familiare molto forte. Cioè il gioco d'azzardo è un cancro che piano piano bisogna provare a estirpare con un attimo di attenzione, perché se, diciamo, per magia improvvisamente riuscissimo a eliminare tutto il gioco d'azzardo dalla faccia del nostro paese, si rischia di determinare una condizione per la quale una mole ingente di denaro finisce nella criminalità organizzata. Quindi il gioco d'azzardo legalizzato in qualche modo toglie spazio alla criminalità organizzata. Ecco, volevo soltanto soffermarmi su questo aspetto, perché c'era anche prima una slide che tirava alcuni punti, diciamo.
perché l'aspetto dell'ossessione è determinante, cioè ricordare alle persone che cosa si va a provare quando si gioca d'azzardo, che non è una scelta così vado a giocare e poi mi tiro indietro, no, perché si creano sentimenti di ossessione, si investono sempre cifre maggiori, questo è un altro problema enorme, le persone diventano irrequiete, irritabili, per cui attenti anche a chi ci sta vicino, magari il nonno o il genitore che quasi cambia il proprio carattere, perché poi anche gli esperti del CERT dicono anche questo. Si cerca di sfuggire a dei problemi, alleviare un dolore esistenziale profondo, perché qui anche la necessità di uno psicologo, di un'assistenza comunque psicologica. Poi c'è sempre, come diceva lei, la speranza di potersi rifare la volta dopo, una piccola vincita, sembra che sopperisca alle grandi perdite, ma poi questo non avviene. Poi si mente, l'altra cosa, cominciano a mentire su dove si va, cosa si fa, non rispondendo al vero, si mette a repentaglio le relazioni affettive, i rapporti di lavoro, il capitale familiare e poi, come diceva lei, l'altro aspetto è la richiesta di denaro a chi magari opera nell'illecito, ma si rischia di arrivare a commettere dei reati, cioè queste persone sono spinte, anche le più giovani, a commettere reati pur di avere, quasi fosse una droga, è una dipendenza quindi. Esatto, nel senso la cosa che deve essere chiara e da questa iniziativa che facciamo il 29 emergerà con chiarezza e con forza, è che siamo in presenza di una malattia, sì. Cioè spesso siamo un po' tutti noi, un po' superficiali come con l'alcol, no? Dice no vabbè quello lì beve un po', no, stiamo parlando di dipendenze, stiamo parlando di malattie e stiamo parlando di situazioni che rischiano di diventare gravissime per le persone direttamente interessate. Quindi la cosa che possiamo fare noi è fare informazione, dire a queste persone, e lo facciamo anche con queste nostre iniziative, dire a queste persone che non ci si deve vergognare se uno è finito dentro quel tunnel lì, che se ne può uscire e che ci sono le strutture preposte per farti uscire da quella situazione drammatica. Qui probabilmente servirebbe di più forse un'azione dello Stato, ma direi dei comuni, nel senso che i comuni sono piccoli, i grandi comuni sono quelli che possono fare una serie di iniziative di informazione. Guardate, avete visto insomma anche questa iniziativa del 19 è fatto assieme ad alcune strutture importanti, cito l'Università di Padova, ma c'è il contributo del Ministero del Lavoro e della Regione Veneto, ovviamente la CGIL Veneto e il Sindacato dei pensionati del Veneto, il Teatro Fuori Rotta, cioè Avviso Pubblico, che è un'associazione di comuni che possono fare una serie di iniziative per provare, diciamo, a contenere questo fenomeno. Cioè il senso di questa iniziativa che facciamo è esattamente questo, far arrivare alle persone, quelle più fragili, il messaggio che di quella fragilità non ci si deve vergognare, che da quella fragilità si può uscire, che uno deve mettersi a disposizione, deve ammettere che ha una condizione patologica, perché appunto una delle cose che sono emerse dagli indagini precedenti, che sicuramente emergeranno anche da questa iniziativa che abbiamo fatto in questi mesi, è che è appunto il mentire, cioè anche il mentire a se stessi, esattamente così come lo stesso comportamento che riguarda tutte quante le situazioni di dipendenza patologica. E il drogato non ammette di essere drogato e pensa di poter smettere in qualsiasi momento, l'alcolizzato dice che non è alcolizzato e pensa di bere qualche ombra in più, ma tutto sommato quel problema non ce l'ha. Ma infatti è bravissimo, è proprio questo il problema che dice, perché la persona non lo ammette principalmente a se stessa, perché non tanto ai propri, quasi sentirsi rimproverato dai propri familiari o quant'altro, ma proprio a se stesso non ammettere di non riuscire a farne a meno, perché non ci crede. Esatto. Questo è il problema.
quell'elenco che citava lei prima è una sorta di decalogo, insomma un piccolo vademecum che se uno lo legge probabilmente è in grado di identificarsi in quei punti che sono stati scritti, e quindi anche attraverso questo prendere consapevolezza del fatto che è una condizione patologica. Questa è la cosa che possiamo fare noi. Poi ci sono anche alcune iniziative che sono state fatte nel corso degli anni, per esempio allontanare il più possibile, diciamo, slot machine dalle scuole, questo per disincentivare i giovani diciamo a quel tipo di attività. Sono cose che insomma lasciano un po' il tempo che trovano, perché insomma uno si sposta tranquillamente di 5, 6, 10 km per andare a giocare, insomma, ecco. Però diciamo sono piccoli tentativi che sono stati messi in atto. In realtà, questo lo dico, insomma, probabilmente bisognava essere un po' più lungimiranti a metà degli anni 90, quando è stato consentito l'ampliamento del gioco d'azzardo. Io lo ricordo, insomma, mi pare sia una legge del 1927 che prevedeva in Italia solamente 4 casinò e basta, cioè le nostre leggi dicono il gioco d'azzardo è vietato. Ecco. Poi a metà degli anni 90 sono state allargate le maglie di questo, tra virgolette, divieto, e quindi c'è stata l'esplosione del Superenalotto, e poi Gratta e Vinci, e poi il Slot Machine, eccetera, che è ingigantita una macchina che per quelli della mia generazione, si ricordano il casino e il Totocalcio, insomma, ecco, nel senso, anzi era diventata nel gergo comune dire ha fatto 13 al Totocalcio, per dire insomma che quello aveva avuto una fortuna, insomma, nel senso che quello era l'unico, virgolette, gioco d'azzardo esistente assieme all'oro. Però il problema della patologia è proprio anche la ripetitività del gesto che c'è nelle slot machine o nel gioco online, che crea dipendenza, proprio anche il fatto di fissare un monitor, la ritmicità, il rumore che si percepisce, c'è tutta una serie di meccanismi che magari nel gioco al Totocalcio si insinuano diversamente, insomma. Assolutamente sì, nel senso che non a caso queste macchinette sono state definite per lungo tempo macchinette mangiasoldi, insomma, ecco, nel senso che uno si piazza lì davanti, sta lì davanti a volte per ore, e per ore si gioca delle fortune, insomma, ecco. Quindi quello che possiamo fare noi è dire, diciamo, al mondo della politica, al mondo associativo, eccetera, cerchiamo di fare informazione, perché l'unica cosa che possiamo fare noi è fare informazione. Perché, ripeto, se nel momento in cui dovessimo chiudere tutti i rubinetti... No, ma non penso che verrebbe mai fatto, ci sono degli interessi in gioco che sono economicamente molto rilevanti. Per magia potessimo fare una cosa di questo genere, sarebbe un flusso di denaro enorme, che verrebbe immediatamente spostato verso la criminalità organizzata. Quindi l'unica cosa da fare è convincere le persone a gestirsi in maniera intelligente, una cosa che può essere anche divertente, nel senso che insomma io mi ricordo anche in famiglia il gioco del lotto poteva essere una cosa, diciamo, anche familiare e anche divertente, perché uno degli elementi, diciamo, tipici della patologia è la solitudine con la quale le persone costruiscono una loro identità attraverso, diciamo, l'uso della macchinetta mangiasoldi, che è una cosa aberrante, insomma, ecco. Però probabilmente, ripeto, forse a metà degli anni 90 bisogna stati un po' attenti a liberalizzare, però ormai, come si dice, la frittata è fatta e boh. Allora voglio ricordare, siamo in chiusura, un attimo interrompo solo e magari mettiamo anche la slide, per i servizi delle dipendenze in Veneto, quali sono i numeri telefonici, eccoli qua, delle USL, dall'USL 1 fino ad arrivare alla 9, e soprattutto anche le mail da contattare. Se magari qualche secondo lo teniamo lì, in ogni caso di rivolgersi alle sedi dello SPCGL, dove voi potete dare una mano al riguardo. E ricordiamoci che voi avete fatto anche un'altra indagine di 111 miliardi
miliardi di euro giocati in un anno, 49,8 milioni di adulti, circa con una media di 2.228 euro, cioè ciascun adulto in Italia ha giocato d'azzardo almeno uno stipendio, questo per rendersi conto di che cifre stiamo parlando. Prego, chiudiamo. Esatto. Sì, e no, l'ultima cosa da dire è questa, insomma, che poi alla fine lo Stato ci guadagna grosso modo il 10% di questa massa di denaro che viene spesa dalle persone. Sono comunque entrate importanti anche per lo Stato, ma che probabilmente non giustificano, diciamo, una qualche assenza del ruolo dello Stato verso questa situazione, insomma, nel senso che anche qui bisognerebbe che attraverso la pubblicità, attraverso le forme che sono a disposizione di uno Stato moderno, venisse fatta informazione, perché, ripeto, la cosa che noi possiamo fare è fare informazione, dire alle persone che non si devono vergognare, dire alle persone che devono riconoscere la loro difficoltà, la loro patologia, e sapere che ci sono dei centri che possono assistere queste persone. Assolutamente. Il 29 facciamo questa iniziativa, metteremo a disposizione dei dati attraverso appunto questa raccolta di questionari, sono 2.300 questionari, quindi diciamo il campione è un campione importante. Produrremo dei dati e dopo, se avremo voglia e tempo, potremo fare una puntata dedicata. Renderemo espliciti questi numeri. Assolutamente. Io la ringrazio, segretario, perché è stata estremamente, come sempre sono trasmissioni di servizio utili per tutti, perché poi abbiamo visto che riguardano pensionati che si mangiano completamente la propria pensione, ma anche purtroppo giovani, giovanissimi, quindi è meglio prevenire e sapere a chi rivolgersi. Quindi vi ringraziamo naturalmente del vostro contributo, ne parleremo ancora, cercheremo di tenere sempre alte le corde anche della sensibilità collettiva, oltre che individuale, di questi aspetti. Le auguriamo buon lavoro, grazie di essere stato qui con noi, alla prossima occasione intanto, e a voi telespettatori ci rivediamo, riflettete su queste cose subito dopo la pubblicità, tra poco.